President Donald Trump has announced new 30% tariffs on EU goods starting August 1st, warning they could double if the EU retaliates. Italy, a major exporter to the US, could face losses of 12 billion euros according to new estimates. Penso che oggi l'unica contromisura responsabile è quella fino al 1° agosto di cercare di negoziare e di trovare condizioni maggiormente vantaggiose per l'Europa e per gli Stati Uniti. Dazi al 30% sono un danno enorme all'Europa e agli Stati Uniti. Io tengo a ricordare che l'alleanza tra Europa e Stati Uniti, non soltanto politica ma anche commerciale che c'è sempre stata, ha garantito una crescita importante. Basti vedere banalmente cosa negli ultimi 15 anni e quanto negli ultimi 15 anni sono cresciuti gli Stati Uniti. Evidentemente c'è stato un vantaggio economico enorme per gli Stati Uniti stessi. Quindi dobbiamo continuare a negoziare con l'amministrazione americana in senso responsabile, non avere reazioni isteriche e cercare di ovviamente tutelare le nostre produzioni. Penso dal Friuli Venezia Giulia all'importanza che ha l'export oltreoceano.